Buonasera a tutti e benvenuti in questa splendida cornice del convento di San Francesco, un convento del 1400 che è tornato in piena proprietà del comune da un anno. Ringraziamo anche Fondazione Cassamarca per lo splendido restauro che è stato fatto ormai 20 anni fa. Il mio saluto innanzitutto a Rosanna Carpenefera e ancora un grande applauso a lei, all'Istituto Michelangeli, a tutto quello che fanno per la città. Grazie davvero Rosanna, grazie a tutti voi, grazie agli sponsor che abbiamo nominato prima e un grazie particolare a una persona che so che dovresti chiamare qui con noi, ma la chiamo io, Alberto Cais. Vieni assieme a noi, farei un grandissimo applauso a Alberto. E vi dico anche perché noi abbiamo fatto questa stagione concertistica quest'anno che è molto impegnativa. Sapete che comunque mettere in piedi e allestire un concerto di questo tipo è una cosa difficilissima, anche a livello economico, un impegno importante, per cui grazie anche agli sponsor, come ho detto prima, che ci hanno aiutato, ma insieme a tutti i volontari, di Notte in Cima si diceva prima che è un insieme di persone che ci aiutano a mettere giù le sedie, ad allestire, a fare tutte le cose che noi troviamo già pronte, per cui fare ancora un grandissimo applauso a loro perché ci vuole qualcuno che poi le cose le organizzi. Ma ci tenevamo a dare anche un significato sociale a questi eventi, perché sono eventi di grandissima cultura, ripeto, che sono difficili da organizzare, ma ci tenevamo che ci fosse con noi un'associazione, una fondazione che da tanti anni si occupa di un tema molto molto delicato, che è il tema dell'autismo. E Alberto Cais è presidente onorario della fondazione Oltre il Labirinto. E io lo ringrazio anche personalmente, è una persona che io conosco fin da piccolo, ma quando lui ha iniziato ad occuparsi del tema dell'autismo non c'era la sensibilità che c'è oggi, perché oggi sembra molto più facile essere sensibili rispetto a certi temi. Alberto ha iniziato, anche per questioni poi personali, ad occuparsene in momenti nei quali molti di noi si giravano dall'altra parte, e la fatica che hanno fatto lui e molte altre persone pionieristiche in questo senso è stato qualcosa che ha permesso di aprire una strada, di rendere più semplice alle famiglie che avevano figli affetti da autismo a trovare un terreno fertile su cui poi innestare i tanti progetti che oggi ci sono. Però quando ha cominciato lui veramente erano lui e pochi altri, con una difficoltà estrema, con molti che invece di aiutarli magari si allontanavano, perché non è facile affrontare temi che non si conoscono, soprattutto sul sociale. Per cui veramente Alberto, io do la parola a te. Abbiamo questo... Fortunatamente ce l'ho io il microfono adesso che il Duomo ci accompagna. Avete questo piccolo volantino che spiega un po' cos'è l'autismo, cosa sono cos'è la fondazione Oltre il Labirinto, cosa vuol dire occuparsi di autismo oggi, quali sono i progetti che avete in campo. Io non aggiungo altro, dico solo che c'è una teca là trasparente che non serve a far mostra. È una teca che ha un'apertura in cima, i concerti sono gratuiti, l'amministrazione ci tiene a sponsorizzare perché siano gratuiti, però quando usciamo ricordiamoci anche che ci sono persone che tutti i giorni, 24 ore su 24, si occupano di questo tema perché personalmente hanno delle persone da seguire, per cui se riusciamo anche a dare una mano loro penso che serve un bel segnale, perché cultura e sociale vanno di pari passo. Grazie e do la parola a Alberto.